Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione. Aone, dove stai? Sto qua al stack 749, Cazzo 748. lavavetri, no? Sto facendo lavavetri. Che cazzo fai a fare la lavatrice? Capi subito molto. Ma da solo? Sì. Ah, ci metti un sacco così, prendi uguale se lo fai diviso 2. Sì. Vabbè, dai, mo vedo di andare da qualche parte. Ma secondo te non sparisce la macchina? Sto per lavorare non penso. Eh, vabbè, dai, mo lo vedo. Ci fai, non so perché. Vabbè. Ma ci sentiamo fra poco, eh. C'è. Ciao. Cercato? Pronto? Sì, mi hai cercato? Sì, ciao brother, sono felice, ci siamo conosciuti ieri, non so se ti ricordi. Ah, ciao, Fra, sì. Tu stai No, in volevo giro? sapere se... Sì, sto in giro, volevo sapere se era aperta l'officina perché volevo dare un attimo una ritoccata alla macchina. Senti, sinceramente non lo so perché sono appena venuto in città, quindi se tu sei da qualche parte ci vediamo. Sì, come vuoi, dimmi te, dove ci incontriamo? Io sto tra il 743 e il 746 a piedi. Ti raggiungo al 743, va bene? Ok, ok. Arrivo, ciao ciao. Vabbè, ciao, ciao. Vai, Fra, Bello, Fra. andiamo, andiamo. Sai dove è l'officina? Non mi fa cambiare il ping. Ok, aspetta, imposto io. Sì, sì, vai. Quella, vero? Sì, sì.
Senti, per lavoro hai saputo qualcosa? C'è qualche posto libero? Vediamo, ora andiamo lì, magari sentiamo se c'è qualcuno. Più che altro perché deve stare aperto l'officina. Volevo preparare un attimo sta carretta. Ma non ti conviene. No, almeno una verniciatina, qualcosetta così. È un po' Ok. imbarazzante andare in giro. Vabbè. Ma come prima macchina, insomma, questa qua, purtroppo. Ah, certo, certo. Il Q8 hai ripreso poi? No, no, non l'ho più ripreso. Oh, Liscio? sì. In realtà ero interessato a comprarmi una... Volevo comprare una moto in realtà. Aspetta, vediamo. Oh, dove sta? Oh. Sto un attimo a casa, sto aspettando Taco, un attimo a casa grande. Ok. Salve. Dove siete voi? Salve. Io sto in officina. Salve. Ma non c'è nessuno che lavora qui? Ogni volta che vengo in no. officina non ci sta. Fra, sono no. appena entrato in città. Ok. No, niente, non c'è nessuno. A dire che pure io proprio... Ma tu non è che ti serve qualcuno per lavoro? Lavoro dove? Al bar? Sì. Però... Devo fare una chiacchierata io. Sì, c'è un ragazzo nuovo appena entrato in realtà che ho conosciuto ieri. E sto ragazzo vorrebbe un lavoro. E in realtà gliel'ho promesso, quindi... Tranquillo, anzi, mi fa sempre più piacere. Ok, dai, allora che faccio? Ti aspetto qua o ci vediamo al bar? Sì, vengo in officina, dammi 5 minuti. Ok, ti aspettiamo. E arriva un ragazzo. Tra poco. C'ha il Dai, bar, dai. c'ha un bar strafigo qua al... Aspetta. Non mi ricordo mai il cazzo del numero. Al 654. Aspetta, controllo. Sì. E magari ora ci andiamo. Vediamo. Vabbè, in zona, dai. Sì, qua un po' più giù da questa strada. Mi serve un po' di dinero. Lo so, immagino. Alle prime armi poi stai sempre a secco e tosta. Ah sì. Vabbè, ma poi vedrai che col lavoro è molto più facile perché comunque pagano lo stipendio settimanale più ogni 10 minuti di gioco ti pagano 900, 1000 circa. Vabbè, sono solo 10 minuti al giorno, va bene. Sì. E poi ti metti in Niente di servizio, volevo impegnativo. dire. No, vabbè, ma devi giusto aspettare qualcuno che viene al bar, ma poi ti metti in servizio, ti allontani, arrivi, cioè non è un problema. Ok. Poi lui è un amico, quindi non è un problema. Grazie, brother. No, Mi figurati. dovrò far perdonare, mi dovrò... Ma che... Anzi, c'era un ragazzo che ha scritto nel giornalino qua a sinistra che era serviva l'ambulanza ed è un altro che... conosco. Guarda, è lui? Credo di sì. No, forse no. Oh, ma dove sta? Niente, non è lui. Ma ha una macchina simile se non sbaglio. Aspetteremo. Infatti. Salve. Buongiorno. Per caso Salve. lavorate qui? Come? Lavorate qui? No, in realtà no. No. Che cazzo. Sapete se... Oh, quello. No, Scusi? neanche lui. Neanche lui? No, non è vestito Sai chi in lavora giallo. qui? No, scusate. Ma oggi le officine sono tutte chiuse, com'è? Ho visto. Oh, Quasi c'è un tutte ragazzo chiuse. appena entrato.
Oh, salve. Salve, 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 salve. Ma lei lavora qui? No, no, neanche lui. Oh. Come fai a sapere chi lavora e chi non lavora qui? Ma perché chi lavora in officina ha vestiti arancioni, cioè tipo da meccanico? C'è un cazzo di nessuno. Penso Ma sia che chiuso. tempo? A Si quanto pare possono no. fare solo riparazioni. No, devo vedere Oh, se... Neri, Neri, mi senti? Tu sei vero? Sì. No, noi. No, no, io niente, ho detto. Cos'era domandi? Se tu lavori qua, ma il signore ha detto di no. Sono nero, ti sembra che io lavoro? È partito. Oh, il pallino, È una ruba. Lo Dove so, va? Oh, dove... mi fa... No, infame. No, vabbè, ma tanto... No. infatti, infatti. Oh bro, non mi fotte la macchina, zio. Che fai? Mi fotti la macchina? Sì, fratello. No toccari, no toccari, no toccari. Ok. Per favori. Ma adesso te la chiudi. Faccio a chiuderla, brother. Dovrebbe essere... Devi fare il giretto? No, brother, abbiamo un appuntamento. Grazie. Vi accompagno io, fate bella figura. No, qui abbiamo appuntamento, fra. Ah, abbiamo appuntamento qui. Tranquillo. Devo andare a fare rifornimento, sono a secco di cibo. Ma intanto guarda un attimo i tasti per chiudere la macchina. Ok, ok. Oh, ma che è successo, Anna? Prendi i vetri. Perché è scritto... Sono Serve... da Sabash perché era la cara di luce, sta per Sabash. Ho visto... Stava fare minima. Appena sono entrato ho visto... tipo, sai... Mi serve... Grazie, oh, va bene. Ma budacchi, Ok, che sta che amico. aspetta Kevin Jack. Ciao. Jack Radio. Au! Arriva? Boh, sì, mi ha detto di sì. Chiusa, trovato. Come chiudi con la... boh? F7. Ah, ecco, F7. Eh sì, io utilizzando il joystick non mi sotto la tastiera. Ah, aspetta, aspetta. Scusa! Ah, fanculo. Pezzo di merda. Che è successo? Niente, quello là era uno che vende case e io vorrei una casa. Ah, ok. Io sono ancora lontano. Sì, vabbè. È vero. Ma sei da console? No. No, no, da PC. Check radio. Non risponde nessuno. Beh, sai cosa che ti dico? Andiamo al bar, andiamo a vedere se c'è qualcuno. Shamanin. Sciamani.
Dove sta il bar? Hai 654, detto? aspetta, vai, metto il GPS. 654, vai, vai, vai. Sai che c'è la possibilità di mettere il GPS velocemente tramite F8? Non lo sapevo. Non lo sapevi. Tu se clicchi Ora lo so. F8 si apre tipo una barra di comando, scrivi GPS Sì. e il numero e ti porta già là. Cioè ti mette già il pin. Ok, figo, ok, buono, buono a sapersi. Sì, sì. C'è da mangiare? Hai detto no? L'ho appena finito, mi sono ricaricato poco fa. Ah, Un po' ok. di pane. Allora andiamo. Andiamo al bar, dai. Vediamo se c'è aperto. Se è aperto. Oh, andiamo, andiamo. Vai, 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 vai ancora, vai ancora. A sinistra. Qua, qua, qua. Sei stato già rapito o qualcosa del genere? Ancora no, fortunatamente. Beh, è buono. Poi, salve, come va? Tutto bene? Sì, sì, Oh, tutto grazie. bene. Lei ieri c'era a ballare? Dove? Al centrale. Sì. Sì, sì, mi ricordi lei. Ok. Andiamo, andiamo. Ragazzi, io lavoro qua, ditemi. Niente, devo fare. Vorrei un 5x5 per il ragazzo che è qui. Ah, ok, ok. Ragazzi, Il capo non c'è? ragazzi, che radio? Vabbè. Non lo so, ma Ok. penso di no, se non è in radio. Ok. Ditemi, ragazzi. Se fa un 5x5, Un secondo. la fattura la fa a me. Certo, certo. Grazie, brother. Anzi, ragazzi, oggi ve li regalo Figurati. i prodotti. Vi faccio un regalino oggi, che domani tanto è Natale. Va bene. Sotto festa. Secondo me perché stanno cadendo. È probabile. Ah, ciao, Vale. Ciao, volevo dire, Miche. A te. Uno. Vedi che Poi non ve li stanno passate. scadendo? Sì, sì, Cosa? va bene. Ha detto qui il ragazzo che è qui di fianco a me, ha detto no, sicuramente perché stanno scadendo. No, no. Grazie mille. Ti figuri. Aspetta che ti Ah, passo la perché? roba. Guarda. Allora, ok, 6. In realtà non vi ho fatto la fattura perché non c'ho voglia di farla, è quello il problema. Ah, allora anche a me, fammi un 10x10 senza fattura, caro. Sì, credici, esagerato. Vabbè, fammi un 5x5 allora, vai, caro. Ha No, ti dico avuto una per Coca-Cola una. e il cibo? Sì, sì. Mi presti una Sì, sì, Pepsi Max, grazie. regalo? Oh! No, no, me la presti? Me la presti? Che cosa? Ragazzi, siamo tutti muniti di armi qua, Noi siamo la sicurezza. Oddio. Aiuto! Siamo della sicurezza, Non so senza niente. tanto Tutti danno. tranne io, tutti No, tranne no, io, no, quindi no, sono no, no, fottuto. non so niente, non so niente io. Stai fermo, stai fermo. Dammi il tuo nome e cognome, caro. Caro, sei puntato, sali in auto. Caro, sei puntato, sali in auto. Ah! Sei puntato, sali in auto. Aspettate che chiamo. Aspettate che chiamo la polizia. Scherzando. E la voce la mettiamo. Buongiorno, vigili Salve del fuoco. polizia! Vigili del Salve, fuoco? volevo chiederle Sei una gira mano il allo fuoco. skate bar perché c'è un ragazzo con la pistola Dica. che ci sta minacciando. Signore, mi dica. Oh! C'è un ragazzo qua, ai vigili del fuoco, che ci sta minacciando. Che? Ma... Sorda. Sorry, è giusto, va bene, ci sta. Vabbè. Ragazzi, buone feste. Grazie mille ragazzi. Grazie Arrivederci, ragazzi. arrivederci. Ciao. Alla prossima. Però vi ritrovate forse le ruote bucate, non lo so, forse sono stato io. Sto Da scherzando, ragazzi. male. Male male. Stiamo scherzando, stiamo scherzando. Fermo, devo cambiarmi, cazzo. Zitto, io voglio il cibo. Questo ti dicevo quando c'è gente che trolla. Ah, ok. Aspetta, te la apro. Ma se vuoi guida te, eh. Andiamo.
Oh, ma dove cazzo stai con... Fra? Ma ce l'ho, sta blue code, non riesco a finire la missione qua. Sì, c'è un'officina. Arrivo, che c'è il tizio che ti ho detto prima. Vieni al bar direttamente. Sto già al bar, fra, vieni. Ok, sì, Un operaio mi ha offerto della roba senza farmela pagare. E non ho fatto il tuo nome, dovresti un po' sistemare i dipendenti. Mando io, Dai, dai. ecco, lo mangiare. Cibo e bevande. Quanto ti ha dato? 5 per 5. Gratis. Ah, gratis, fra! Quando vedi questi furgoni la maggior parte delle volte siamo noi. Amici... Ah, ok. amici, Jeep quindi... intendi, anzi. Sì. Ok. Lui quando lo vedi lo puoi anche picchiare per strada. No, già scherzo. Ciao, piacere, Felice. Piacere, caro, piacere. Lui è il titolare del bar e quindi niente, gli ho chiesto personalmente se poteva assumerti. Un piacere, sono interessato a cercare il lavoretto. Vabbè. E niente, andiamo assolutamente con me. Andiamo. Aspetta un attimo qua, poi non so, c'è una procedura che fa lui, insomma. Ok. Ciao, diteci ragazzi. No, niente. Ah, siete venuti qua, cazzo. Siamo gli stessi di prima. Oddio, ma da dove è uscito lui? Vabbè. È il capo, ecco perché. Ah, salve capo. Le sto facendo pubblicità sul giornalino. Va bene? Ottimo, bello. Faccio qualche truffa, però va bene lo stesso. Ma sei rincoglionito, che lui non è neanche capo, però tu non lavori neanche tu. Non è chiusa, vieni. Oh, Michele esci. Le volevo fare i complimenti perché c'è le donne nude, almeno lei non è diverso. Non so perché non riesco a selezionare le uova. Vediamo. Quindi qua, guarda, vieni con me. Vai con lui, vai. Io? No, il Vai. ragazzo questo. Ma chi cazzo ha scritto quella roba? Cibo bollenti e cibo Io. Ma sei un Ragazze, coglione. pieno di ragazze Oh, vieni un bollenti. attimo, vieni un attimo. Ti seguo? No, qui c'è una lui. Ma tu... Prendi fuori diverse Sì, sì. Ti fai il culo più nero di non so cosa. Ti fai il culo di uno cazzo di scimpanzé. durante a 2,8 Sì, sono io. Ce ne andiamo, Salve signore. Salve. ti chiami in città? Felice. Bella questa. Beh, ho scorreggiato, mi scusi. Nico, ma si è esploso per caso? No, vedi, sto ancora qua a vedere quel cazzo fa finire la missione. Come preferisci? Tranquillo, però gli altri, vabbè, poi ti farò conoscere gli altri dipendenti Ok. mandami. Sì, aspetta un secondo. Ecco fatto.
stai, Vito? Sto allo skate bar che sto facendo assumere un ragazzo e poi a breve ci andiamo.